Soldi in cambio di sesso, l'ipotesi che si era insinuata nelle ore seguenti al fermo del 17enne italiano accusato dell'omicidio di Bled Ardedia, albanese di 39 anni, diventa sempre più insistente e farebbe parte di un quadro ancora più ampio, fatto di incontri sessuali con protagonisti giovani e giovanissimi. A poco più di un mese dal ritrovamento in una zona isolata di Via dei Colli a Paderno del cadavere di Bledar, la svolta segnata dal fermo del teenager rischia di aprire il classico vaso di Pandora. Un'ombra si allunga sul grappa, quella della prostituzione minorile, coltivata anche sui social e sulle app di incontri con gli inquirenti che stanno mantenendo il più stretto riservo. Il condizionale quanto mai d'obbligo, vista l'età del presunto killer, e considerato che in quel giro potrebbero trovarsi altri giovani, coetanei o quasi, i quali sarebbero stati sentiti dagli inquirenti con tutte le cautele del caso. Bledar, di certo, era molto noto in zona. Con il 17enne si sarebbe conosciuto sul luogo di lavoro, un locale di Borso del Grappa, poco meno di un anno fa. Il 20 gennaio, sabato pomeriggio, il giorno prima del ritrovamento del corpo martoriato da 10 fendenti, i due si erano dati appuntamento e questo è uno dei pochi punti fermi della vicenda, così come sembrerebbe una svolta il recupero dell'arma usata per il delitto, un coltello da cucina e degli indumenti indossati dal giovane, che altro punto fermo si sarebbe allontanato a piedi lasciando evidentemente delle tracce. Altro dettaglio, che dettaglio non è, sarebbe il rinvenimento delle chiavi dell'auto di Bledar, trovata regolarmente chiusa poco distante dal cadavere all'alba del 21 gennaio. Questa è un'indicazione su cui non posso dare né conferma né smentita, è un dato investigativo su cui al momento c'è ancora il segreto istruttorio. Chiaro che quella portata avanti dai carabinieri coordinati dalla Procura dei Minori sia un'indagine delicatissima, sospesa tra sfera intima e crimine. I familiari di Bledar, la moglie con i 2 figli, si dicono stupiti da questa svolta che però allontana i sospetti dalla famiglia di origine, inizialmente tirata in ballo per una sorta di vendetta d'onore. La famiglia ed io ci aspettavamo che ci sarebbe stata un'accelerazione, così si era capito che la Procura di Treviso e la Procura per i minorenni avevano indirizzato le indagini verso una direzione che verificheremo poi se è quella corretta. Certamente la famiglia è soddisfatta per la velocità con cui le indagini sono state compiute. Il 17enne, assistito dall'avvocato Elisa Berton, sarà sentito lunedì. Resta nel carcere minorile di Treviso con l'accusa di aver ammazzato un uomo 22 anni più grande di lui.